Buon pomeriggio a tutti, siamo lievemente in ritardo perché ci siamo accorti che ancora stiamo prendendo le misure di questo nuovo programma per le Sì. dirette. Marietto, ciao. Ciao, ciao Tutto, Ilde, tutto tutto bene? bene su Fra i Monti? Sì, questa volta mi sa che siamo in pubblico e si può andare avanti, bene. Benissimo, allora sappiate che avevamo già parlato 2 minuti che poi ci siamo resi conto che parlavamo a noi due perché eravamo in Esatto, sì. privato e Esatto, dunque esatto. abbiamo ricominciato, per questo siamo lievemente in ritardo. Comunque siamo qui, siamo sul tuo canale YouTube, giusto Marietto? Sì, esatto, siamo sul canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e sto aspettando delle vostre domande per risposte gratuite chiaramente e lascerò parlare più che altro la Ilde Gadda che naturalmente vi potrà fare delle sibille, sarà coadiuvatrice, quindi se volete fare delle domande siete liberissimi, se no io lascerei parlare la nostra Ilde nazionale. Benissimo, allora noi siamo qua, ovviamente sto cercando di capire perché non lo vedo sul tuo canale, dunque aspettiamo che scrivano e aspettiamo i commenti dal vivo. Eva, ecco, ciao Perla, ciao, bentrovate. Ovviamente ciao Francesca, ciao Tiziana, noi siamo qua, dunque il Marietto per il posizionamento che ha la sua cam non riesce a leggere i commenti, dunque li leggo io anche per lui e farete le domande, sentitevi liberi di porre una domanda se ne avete una, risponderà il Marietto, magari qualche approfondimento se ne vale la pena, farò anche io girando qualche carta, però ci affidiamo al Marietto. Bene, Rita, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a Eva, a Perla, a Tiziana, a Francesca e a Rita. Come state? Come state? Come state passando questi giorni? Come li state impegnando? E tu, Marietto, come li stai impegnando questi Ma io giorni? sto impegnandomi cercando di capire e studiare questo programma con te Ilde e sto cercando di attivarmi il più possibile per riuscire a dare il massimo ai nostri amici del tubo e di Facebook. Chiaramente queste sono le prime dirette in 2 C'è e Evelina che ha risposto. tremiamo un pochettino. Evelina ha scritto, Evelina, scusami, ma che io mi scampa, ti conosco, sei una mia carissima amica. Dunque, Eva, a mangiare, tranquilla, la prossima volta che ci vediamo rotoliamo. Allora, Manuela, anche a te, ciao. Dunque, c'è comunque una domanda. Sì, Allora, cominciamo. dimmi Ilde, dimmi tutto. Eva chiede se il suo lavoro andrà bene. 15 aprile 83 è la sua data, dunque. Allora, per partire, partirà, sarà lento, ci sarà molta fatica, però alla fine il suo lavoro andrà bene. Comunque avrà un inizio molto impegnativo, Eh sì, molto si è visto da come è sì. partito, qualche Ho avuto un po' problemino. di fatica, sì, però diciamo che poi alla distanza lavorerà forte, eh. Sì, gliel'ho sempre detto anche io. Adesso giro anch'io 3 carte, così che vediamo Bene, un po' prende. per Eva il lavoro. Vediamo. Notizie in arrivo e consolidamento, dunque. Sì, Evelina, Eva, scusami, continuo a chiamarti col tuo nome, ma comunque ormai abbiamo capito tutti. Tranquilla, perché comunque anche se c'è probabilmente una certa competizione nell'ambito lavorativo, comunque una competizione stimolante che ti spingerà a qualche cambiamento che all'inizio sarà in sordina, ma che porterà grande consolazione. Dunque, direi ottimo. Allora andiamo avanti con altre domande, vediamo un pochino. Abbiamo, intanto i saluti di Manuela. Ciao Manuela, ciao Ciao Enza, buon Manuela. pomeriggio.
Allora, Francesca Napoli dice: già purtroppo tanti pensieri per il lavoro che mi aveva già distrutto dai mesi precedenti, la paura di non ritrovarlo. Francesca, sono tempi un po' impegnativi per tutti, ma l'Italia vorrà ripartire, ce lo auguriamo tutti ovviamente. Allora, Renata, diciamo bene. Marietto, Rita chiede se si possono fare domande su gravidanze. Tu cosa pensi, Hilde? Ah, perché no? Dai, diciamo che Proviamoci, comunque ci proviamo. sì, proviamo, proviamo. Allora, Giadariani, buonasera. Lucy, buonasera. E c'è una domanda di Enza. 1° aprile ci sarà la prima pensione? Enza Miceli, 24/4/55. Bene, vediamo un po'. Beh, si direbbe Enza proprio di sì. Eh sì, sembrerebbe di sì. Giriamo Rita, 3 carte. ecco, gira le Dimmi carte. Marietto, dimmi. No, la Rita, nello specifico, vuole chiedere se diventerà nonna. Chiaramente deve mettere i dati. Ah, ok, sì, 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 certo. Mettici la tua data, per favore. Così invece di monitorare la gravidanza di un'altra persona, vediamo se tu effettivamente diventi nonna. Intanto giro 3 carte veloci per Enza. E la pensione, che comunque abbiamo visto che sarà sì. Allora, forse ti avevano dato una qualche notizia non proprio felice, preoccupante, però guarda che l'esito è favorevole perché c'è la casa, la fortuna e la fedeltà, sono 3 carte che, scusate qua, sono 3 carte che comunque tutte e 3 parlano di concretizzazione, di successo, dunque sì. Direi proprio di sì, Enza, anche per le sibille. Allora, Manuela, ho una curiosità. Avete fatto tutte e due gli stessi studi esoterici e quanti anni avete studiato per arrivare ad avere questa buona preparazione? Ciao, grazie. Marietto, Ma, rispondi tu. ma io sono partito prima di tutto perché sono più vecchietto, sono partito da una scuola più pratica, diciamo. Mi sono fatto le ossa. Invece la Hilde, visto che è più sul tecnico, sul teorico, penso che abbia iniziato più sui libri. Io ho proprio iniziato, come si suol dire, sputa e spazza, ecco, diciamo così, e proprio terra a terra, no? Ho dovuto prendere, come ho già detto, nei vari pillole proprio dalle cose più elementari. Però mi sarebbe piaciuto iniziare come la Hilde, chiaramente, no? Però ci vogliono anche i doni come la Hilde. E di conseguenza, visto che sono un po' più gnucco, ho dovuto iniziare un'altra direzione. Allora, diciamo che poi il percorso non è mai uguale lo stesso per nessuno, ognuno ha il suo e infatti veniamo condotti qui e là, mh, cammin facendo, eh, in modo da incontrare letture, pensieri, insegnanti, maestri diversi. Io ho avuto la fortuna comunque di avere alcuni insegnanti proprio fisici e di avere anche la possibilità di raggiungere testi non tanto diffusi, non tanto comuni e anche la possibilità, grazie comunque a certe condizioni che me lo permettevano, di poter praticare e dedicarmi tantissimo a questo senza dovermi preoccupare ad altro. Dunque, diciamo che non è soltanto il potenziale intellettivo, no? È anche proprio un karma. Diciamo che se qualcuno riesce in determinate cose è perché proprio è il suo percorso, è il suo compito, il suo scopo. Poi noi se parliamo in termini di un'incarnazione non spiegherebbe come il Marietto o come anche la sottoscritta possano riuscire anche nell'arco di pochi anni. Io in fondo comunque ho 42 anni compiuti, ma
le cose che facevo da bambina non erano cose che una bambina acquisisce da sola, sono cose che mi portavo dietro a livello animico. Dunque è un percorso che non può essere contato in una vita sola. Comunque dipende, molti magari sono nati per imparare, per studiare, altri per praticare e altri devono proprio fare questo, è proprio il loro cammino. Comunque c'è bisogno di un po' di tutto nel mondo, anche di sacerdoti, anche di esoteristi, anche di psicologi, un po', insomma, ognuno ha il suo. Allora, Giada, i risparmi di famiglia rimarranno stabili o avranno un crollo o solo lieve perdita? Forza. Abbiamo, La data? ricordatevi però la data è fondamentale per noi. La Lei ha data l'ha messo anche il messa? suo cognome? No, Giada no, io non me la ricordo, l'ha messa in altre condivisioni. Allora, l'ha scritto Poggiada Ariani, no? 25 dicembre 76, risparmi di famiglia. Perfetto, perfetto, l'ha scritto. Si vede che ci saranno delle turbolenze, alla fine sì, però ci saranno delle turbolenze molto importanti, e quindi direi che sì, ce la farete, ma sarà impegnativa. Prova, Elde, a fare Sì, sì, un giro stavo di già archetipi. mescolando, vediamo Grazie, per Elde, Giada. grazie. Perché il Vediamo per pendolino è Giada. chirurgico, però ci vuole un po' la storia, eh. No, Qui ma si ve sai, il pendolino dai movimenti cerca di dire delle cose, però è difficile interpretarle, mentre le carte, è la cosa molto bella, è che con le loro immagini comunicano. Però, come dice Marietto, il pendolino è chirurgico e ci dà già un'immagine. Vediamo allora Giada. Allora, pensieri e preoccupazioni per il futuro. Diciamo che parte con qualche incertezza, soprattutto perché eravate molto forti nel passato, comunque sono cose consolidate nel tempo. Però vedi, ho delle belle carte, una spiacevole notizia, questo sì, però regge perché le carte all'interno sono di consolazione, di riuscita. Dunque, certo, magari le preoccupazioni un po' ci saranno, ma devo dire che andrà bene. Allora, abbiamo un complimento da parte di Eva che dice che questa diretta è bellissima. Oh, grazie, ma grande, Grazie, fa piacere, fa grazie, piacere. Oh, grazie. mi raccomando ragazzi, se vi Anche scappa un like Francesca dice che è bella, grazie, ci fa piacere che se vi vi chiami. scappa un like è sempre ben accetto, eh. Sì, 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 Beh, un po' di sviolinata Hilde ci vuole, eh. giusto, se le meritano, sono sempre con noi, ci sostengono. Allora, ciao Giuseppina, c'è Lucy una domanda. Porterò a termine i miei progetti, Lucia, 17 agosto 60. Vai Allora, Marietto. okay, per la Lucia. Sì, direi che con un pochettino di sì, sì, con un pochettino di fortuna e un pochettino di impegno sei sulla strada perfetta. Sì, 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 è un bel sì secco questo. Ottimo Lucia, sì sì, ho visto proprio spingere sempre di più, guardate come va. Allora giro tre carte anche per te, Benissimo Hilde. tanto per raccontare, vediamo qualche dettaglio. Eh sì, direi che è un progetto che in realtà culli da parecchio, parecchio tempo. E direi che sì, c'è soltanto da fare attenzione a qualche dettaglio, a non lanciarti senza aver studiato bene tutte le situazioni necessarie a portare avanti il tuo progetto. Forse c'è qualcuno che proprio non è che ti sostenga tantissimo, la vede come una minaccia questa cosa per sé, però secondo me tu andrai benissimo perché c'è la gran soddisfazione, ok? Andiamo avanti, Renata vuole sapere
intanto la sua data è 2 febbraio 65, vuole sapere per la realizzazione economica. Se Dunque ci Marietta, sarà, vediamo, tu dirai sì o no e io vedrò. e diciamo che anche qui ci sarà un pochettino da impegnarsi, però alla distanza poi è un sì, un po' tremolante, però la soddisfazione alla distanza ci sarà, ecco. Ci sarà questa ripresa, diciamo. Dovete anche tener conto che i tempi, insomma, sono un po' impegnativi, fanno tremare le gambette tutti, eh. Quindi è chiaro che il pendolino fa fatica, perché partendo da questi tempi capirete anche voi che non è facile. Eh già, leggevo prima, mentre aspettavo l'orario della diretta, che intanto hanno prorogato fino al 18 aprile e via, tanto per non sbagliare, e poi comunque è chiaro che ci vorrà del tempo per tornare alla normalità, perciò è ovvio che un pochettino di difficoltà ci aspetta a tutti, A tutti, a purtroppo. tutti, Mm. quindi mettiamoci il cuore in pace. Sì, sì, impariamo invece a diventare autonomi, a cominciare a fare le cose fatte in casa come una volta. Finché c'è internet, sperando che regga sempre, andiamo magari a scoprire i tutorial, a imparare, non so, come fare il lievito madre, come realizzare delle cose, anche osservare stili di vita di gente che con poco riesce a realizzare grandi cose. Allora, vediamo dunque Renata. Questa carta in ballo, eh. Ci sono dei sentimenti fortini e contrastanti. Dunque, le possibilità ci sono, c'è da darsi da fare, perché la carta della malinconia parla di un atteggiamento nostro di abbattimento, che però basta rimboccarsi le maniche, è un invito a imboccarsi le maniche. Adesso vediamo un pochettino di nuovo la carta della gelosia, che voleva proprio uscire, a quanto pare. Dunque c'è intimamente, intimamente significa che vicino a te, ok, tra persone vicino a te ci sono dei sentimenti non proprio chiarissimi. Ma devo prendere bene le misure con questa nuova inquadratura che va proprio a specchio, all'opposto. Dunque, vedi? Dunque probabilmente è possibile che non siate, io non so con chi, però non siate proprio tutti in linea e tutti d'accordo sul come gestire le faccende economiche. Però devo dirti che eh, alla fine si cambierà rotta, ok? E si va verso una rotta più leggera. Dunque probabilmente il tentennamento iniziale che ha mostrato il pendolino del Marietto è dovuto a un disallineamento di volontà tra te e altre persone che hai intorno a te, che probabilmente sono coinvolte nella realizzazione economica. Ok, spero che ti dica qualcosa questa indicazione in più. Quando vi allineerete un po' di più, le cose cominceranno ad andare meglio. Allora, ecco, dunque, la data di Rita, che voleva sapere se diventa nonna. Dimmi, È dimmi. 8 ottobre del 48. Sì, allora se la Rita diventa nonna. Rita penso proprio che in questo periodo sarà difficile. Mm. Sarà un poco difficile, Rita. O c'è una grande indecisione nelle persone che dovrebbero renderti nonna, oppure ci sono oggettivamente delle difficoltà. Vediamo un Sì, pochino. sì, fai un giro di Sì, 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 Sibyllese per facciamo un vedere. giro. Andiamo Rita.
Ok, vediamo un pochino. Allora, al taglio abbiamo Costanza e Messaggero, dunque è una notizia che tu aspetti proprio di ricevere. Allora, beh, diciamo che si direbbe che siano un po' distanti, non so se fra loro o nelle loro vedute, che ci sia trascuratezza, che uno dei due trascuri un po' l'altro. Comunque non mi sembra, non è una cosa, non dovrebbe essere un impedimento di tipo fisico, dovrebbe essere più proprio un mancato accordo, o forse ci sono, diciamo che sul piano di lavoro ci sono altre valutazioni, forse c'è più la necessità di consolidare altre cose, o comunque vedo che comunque quest'uomo è un po' distratto, cioè, ehm, oserei dire che lui trascuri un pochino questo aspetto, magari non è che ci provano proprio credendoci. Allora, vediamo un po', ci sono altre domande. Hai ragione Id, sono 30 anni che mi dedico, però solo adesso riesco ad applicarmi. Vedi che lo vedevo che era da tanto che ci accarezzavi questo progetto. Vediamo un pochino le altre domande. Abbiamo Giuliana. Sì? Buongiorno Id e Mariano. Vabbè, Mariano ti hanno ribattezzato. Ecco, Ultimamente? non è male però, perché ha un qualcosa di mistico. Angelico, angelico. Angelico. Allora, aspetto una risposta per un box in affitto. Sarà positivo? Giuliana, 9 febbraio 52. Vediamo un po' la Giuliana. Penso proprio che c'è stato molto probabilmente all'inizio la volontà di poterlo dare e poi purtroppo c'è qualcosa che blocca, eh. Mm. È un no timidino. Sembrava quasi un sì e poi ha fatto Comunque una sembra. Mm. sono lì che non sanno cosa se sì, se no, ma è più un no che un sì lì. Ok, vediamo di capire perché con qualche carta. Sì, brava Ilde. Anche se devo dire che non ho capito se è Giuliana che lo deve prendere in affitto o dare in affitto. Dico la verità, non riesco a capire. Però lo stesso, aspetta una risposta. Non so se perché se glielo affittano o se è lei che lo cerca questo box. Vabbè, vediamo comunque di vedere cosa succede. Mm, eh. Gelosia, giovane fanciulla, sai, forse se si tirano indietro perché temono che non sia possibile poi ottemperare al dovere, ovviamente. Non so se sono loro a dovertelo affittare, magari temono che, non lo so, comunque c'è un qualcosa che non è stato detto, forse gli accordi non sono del tutto chiari, però non la vedo come una cosa completamente negativa. Forse comunque vada sarà un successo, come diceva Chiambretti, perché comunque vedi che c'è la carta della fortuna, la gran consolazione. Anche se questo affare non dovesse andare a buon fine adesso, ci sarà una motivazione che chiarirà che è un colpo di fortuna, il fatto che la cosa non vada. O comunque vada, l'ho detto, comunque vada sarà un successo. Vediamo un po'. Abbiamo ancora anche la domanda di Fabrizio Alvarez, 29 settembre 75, vuole sapere se troverà una fidanzata.
Va bene, allora me lo puoi ripetere? Fabrizio Alvarez del 75. 29 settembre 75. Sembra proprio di sì, Fabrizio. Appena, Qualcosina. appena si esce dalla quarantena, mi sa che... Fabrizio, stai tranquillo, perché se mi esci dalla nera sembri Roger Rabbit, non lo ferma più nessuno. Allora, vediamo, come oscilla. Sì, Vediamo sì, sì, adesso. Fabrizio, vai tranquillo, va. Sì, sì. Giro anche per te 5 carte, tanto per vedere un po', di curiosare la storia di questo sì. Invece ogni tanto le carte saltano e vogliono dirci qualcosa, dunque c'è una notizia per te in arrivo, vediamo un po'. Allora, però dobbiamo un po' impegnarci a non pensare più tanto alla donna che avevi, che vedo che c'è ancora il pensiero rivolto al passato. Allora, guarda, anche le carte dicono che devi star tranquillo, è possibile che la persona abbia a che fare con l'ambito lavorativo o che sia comunque inerente il posto di lavoro o le cose legate al lavoro, devi soltanto avere pazienza perché c'è poi l'inizio proprio, vedi, un nuovo inizio che ti porterà allegria, magari non sarà proprio quello che ti aspettavi di trovare, non corrisponderà all'immaginazione che avevi, ma te sarai contento e ti sentirai anche molto apprezzato, molto apprezzato. Bene, proseguiamo, vediamo un po'. Ilenia ha una domanda un po' particolare, vorrebbe sapere se è portata per aprire un'attività in proprio, è un suo desiderio. Lei è nata il 27 gennaio 78. Va bene, concentriamoci sui legni, Mhm. Sì, Legna, vedo che con un po' di buona volontà e di fatica, però si potrebbe fare, È un sì tremolante. Beh, però capite amici, in questo momento il pendolino è tremolante per la situazione, cioè tremola con tutti, dal miliardario a quello che apre per l'inizio. Sente le vibrazioni di questo periodo, non ci sono... Però a vedere da come poi è partito, Sì, abbiamo certo. delle Silvia, prospettive. fammi un giro di carte per vedere com'è, per Sì, sì, cortesia. sì, vediamo se realizza questo desiderio. Abbiamo detto 27 gennaio 78 Ilenia. Già si parla di lavoro e l'amante per quelle che sono le questioni di lavoro significa proprio la passione verso questa cosa. Dunque l'importante è che tu ti concentri su quello che ami veramente fare. Penso che tu prenda informazioni o che tu stia aspettando delle informazioni favorevoli per capire come muoverti. Forse non, anche qui è possibile che ci siano degli ostacoli da superare, forse legati all'incertezza nei confronti del futuro o all'inesperienza, però verrai aiutata, Ci sarà qualcuno che collaborerà con te, molto volenteroso e che ti darà una mano. Io da quello che vedo direi proprio che con le giuste cautele e attenzioni supererai le resistenze, il blocco e vedi effettivamente ci sarà comunque qualche alto e basso, qualche preoccupazione, ma poi vai con la fortuna. Ok, penso proprio di sì, Ilenia. Allora, c'è una domanda, ne facciamo ancora una, Marietto? Sì, Sono una, arrivati solo due una minuti? perché sono già Ok, le 4 e sì. quindi...
Allora abbiamo Giuseppina che chiede i Bovis, i Va suoi bene, Bovis. allora controlliamo 18 la febbraio Giuseppina. 53, Giuseppina Pannizzo. E voilà, eccolo qui Giuseppina, il tuo Bovis, e lo controlliamo subito. Poi Giuseppina mi fai stravedere. Giuseppina. C'è poco Pina, ma tanto Giuseppe. Guarda, guarda, guarda come va su. Spettacolo. Sei su 10.500, eh? Abbondante. Wow! Vedi Giuseppina? Tanta Giuseppina. Tanta Giuseppina, sì. Tanta Giuseppina, brava. Sì. Penso che per oggi, come prima battuta, Sì, 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 sì. è stato propositivo. Vedo Beh, che io mi sono divertita, tu Marietto? io tantissimo, anche se sto in silenzio, ti ascolto perché è sempre un piacere ascoltarti e Sì, c'è sempre da imparare. no. Allora, cari amici, Sì, diamo uno sguardo magari anche agli ultimi commenti che abbiamo ricevuto, oltre Giuseppina, vediamo Giada che ci ringrazia, grazie, molto gentile. grazie. Poi vabbè, Sì. ci sono altre domande che purtroppo non possiamo evadere più. Ciao Sara Ciao Sara. e via. Bene, allora, carissimi, allora, C'è l'Italia Mastroianni? ciao Italia, mannaggia, sul finire sei arrivata, ma non importa, va bene, grazie per esserci stata, per il sostegno anche tardivo. Allora, noi ci vediamo quando, Marietto? Ecco, te lo volevo proprio chiedere. Indovinello, dimmi un po' quando ci vediamo? Beh, ora abbiamo lunedì il gruppo su Telegram, Sì, giusto? alle Alle 20:30 20:30. per il nostro percorso con la Milas, ricordati che c'è anche la Milas. Certo, la Milas è nostra colonna portante, senza la quale veramente non potremmo Esatto, riuscire esatto. da Che soli, lavora perché dietro le quinte, sempre silenzioso. esatto, esatto, è fedelissima tra l'altro, grande sostegno. E poi scusa, Hilde, martedì sera cosa c'è che non mi ricordo più? Martedì sera c'è la diretta della Hilde, possiamo fare di nuovo in questo formato se farà piacere, oppure dedichiamo delle giornate fatte così e manteniamo i nostri appuntamenti, il martedì e il venerdì la diretta sul canale YouTube della Hilde, 20:30, 21, E al mercoledì? mercoledì la diretta sul canale del Marietto Veneziano. Vi E ricordo tra l'altro, sempre dalle 20:30 alle 21, abbiamo tutte le sere il 5 minuti muro di fuoco per la nostra Italia, ok? Dunque ci fa piacere se compartecipate perché più siamo e più l'egregore si rafforza e il muro di fuoco diventa sempre più forte. Ah, non l'abbiamo controllato Marietto. Dico, diamola una soddisfazione sì, agli amici che stanno controlliamolo. partecipando. È una buona idea, via. Senza contare che Controlliamo sono molto, molto il curiosa pure nostro muro di fuoco, come sta vediamo, poi andando, ogni tanto lo monitoriamo ancora per vedere se cresce, se si rafforza. Beh, adesso sembra che è un bel, più di 23.000, È buono, sta salendo ancora, non parla, Sì, sì, fallo salire. sta salendo, sta salendo. Sì, sì. Sì, 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 il nostro muro di Va fuoco bene, già è buono, se abbiamo cominciato sì, da una settimana, dunque direi che sta andando benissimo, sono contenta. Bene ragazzi, salutiamo Marietto, che dici? sì, okay, allora chiudo, Hilde. Grazie a tutti cari amici, grazie Hilde che hai fatto, come si suol dire, da spalle e anche da regina però, in questa giornata. Mi ha fatto molto piacere. Cari amici, vi saluto, un ciao a tutti, dal vostro Marietto e dalla vostra Hildegarda. Hildegarda, Ciao, ciao, un ciao, ciao, abbraccio a ciao. tutti, ciao.